Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica che barba, 20 ottobre, bagnare subito una giornata di sole rilucente dopo i drammi accaduti sull'Italia, in tutto il paese, ma soprattutto un saluto agli amici bolognesi in questo momento sotto il conto dei danni, spero, perché nelle parti esterne San Lazzaro di Savena ieri sera avete visto il sindaco Lepore che imitavano a muoversi dalle case e di salire i piani alti. Bagniamo. Certo che dover dire bagniamo quando siamo sommersi dalla furia degli alluvioni è una cosa che potrebbe fare un po' sorridere. Mi allungo un attimo, con permesso, a prendere lo scaffalino. Ecco la solita preparazione di Alessio Herrera, che saluto con affetto, il nostro amico, che da Salina ha prodotto questo, diciamo, questo arredatore da ciotola se si monta in ciotola, oppure, diciamo così, da pre-barba, ecco, tanto per dare un inizio e dare alla domenica, così, oltre l'ora dell'aperitivo, un trattamento preventivo contro l'aggressione, in medio, brutto chiamarla così, ma contro il taglio delle lame. Le lame sono degli oggetti aggressivi. È molto dolce. Alessio, ma cosa gli hai messo? Questa è acqua cosmetica, glicerina, ma è dolcissimo, molto bene. E quindi andiamo a preparare. Era contenuto nella boccetta zero di Donato Ciniello, recuperata per questa produzione artigianale. Saluto Donato innanzitutto. Vado a massaggiare leggermente il viso per preparare il fondo per preparare adesso il pre-barba, che è questo Skullman spagnolo, già visto, già notato, già provato, ottimo dispenser con pompetta che dà al nostro viso una sensazione decisamente mentolata, perché questa è, lo spargiamo direttamente in viso, è piuttosto fluido, va a combinarsi con la soluzione di Alessio. Saluto gli amici Matteo Preda, Mirko Falà, Luigi dal 13, Fabrizio, saluto Alessandro, saluto Riccardo, Davide, saluto Fulvio, saluto tutti coloro con quali sempre così in maniera molto affettuosa condivido questi momenti di rasatura nel bagno di casa. Oggi il fiume Cecina, sapete, è uscito dagli argini nella strada provinciale che porta a Volterra. Non solo, rientrando l'altra sera è stata chiusa la variante Aurelia dopo la barriera autostradale della Genova-Rosignano, ma per fortuna quando sono arrivato io l'avevano appena riaperta. Quindi ferite nel territorio. Val di Cornia, sede di grandissime cantine, non meno celebri di quelle di Bolgheri, sono state invase dall'acqua, quindi piantagioni intere di ortaggi sommerse dalle acque. Anche Dagna Castagneto Carducci in città, per fortuna qui a Cecina, nel centro dove vivo io, per fortuna non si sono verificati dei danni da massaggiare il viso. Brutta la situazione, pare ci siano leggi che proibiscono la pulizia degli alvei dei fiumi. La sindaca neoeletta Lia Borgalassi si è un po' scagliata contro queste normative che non permettono di pulire i fiumi. Mi sembrano un po' strane, andiamo a verificare se è vero, ma sarà vero sì. Se la sindaca l'ha detto non può che essere vero. Quindi il Tirreno ieri esaurito in edicola dalla mia fornitrice ufficiale di giornali, perché tutti volevano comprare il giornale perché volevano leggere dei disastri, un po' di macabro voyeurismo, e purtroppo è così. I giornali si comprano solo quando ci sono da leggere delle brutte notizie. Io il Foglio ho trovato l'ultima copia per vostra sventura, eccola qua, quindi ve lo potrò leggere più tardi, perché per fortuna sono riuscito a trovare il giornale in edicola. Siamo in pochi a comprarlo, io un notorino che lo compra, non faccio il nome, si chiama Marco, che lo compra con me, e qualcun altro. Bene, oggi andiamo a preparare, mentre sentiamo la mentolatura che va ad aprire la nostra performance domenicale. Vi auguro chiaramente tutto il bene del mondo. Saluto l'amico Enzo, impegnato in una svuota cantina a Follonica. Saluto tutti coloro che oggi hanno deciso di andare a mangiare la bagna cauda. Oggi leggevo, chiedo per un amico dove andare a mangiare la bagna cauda in Piemonte. Qui facciamo il pistolotto in senso positivo e facciamo una marchetta per l'amica Grazia 40 e Bruno Bertorello, che hanno a Isasca in Val d'Araita la locanda Reloop, scritto reloop.com. Se volete mangiare delle bagne caude come si deve, chiamateli, andate a nome mio. Io purtroppo non ci sono ancora stato in questo locale aperto da moltissimi anni, una grandissima amica Grazia, detta Alabina come la famosa cantante. Ma andiamo avanti, non perdiamoci, oggi andiamo a raderci con Aguas de Gredos. Questa è tutta roba spagnola, eccola qua, vedete, una cascata, questi contenitori di plastica
arrivati insieme a tutto il resto nella scatola di Vincenzo Pitrelli tempo fa da Rotondella. Ciao Vincenzo, oggi a Parigi, come vanno le cose? Macron non si è più tanto sentito, facci sapere cosa dicono nelle sedi istituzionali, cosa vogliono fare in campo militare, cosa vogliono fare in campo industriale, che volevano fare un gruppo PSA, Renault, Stellantis. Abbiamo John Khan che le spara di tutti i colori, avete sentito quello che ha dichiarato in occasione dei 50 anni dell'associazione dei dirigenti della Fiat. Ma andiamo avanti, questo è il colore marroncino e questo è il nostro spennacchione, che è un pennello adatto alle mentalità rudi della Spagna, anche se questo è portoghese ed è un Semog 89 e un Semog 820, scusate, Black Edition. Vedete la riga, che non è, vedete, un nocino servito dopo i dolci in una trattoria di Trino Vercellese, ma è semplicemente una bellissima resina trasparente con la fascia nera, come il maiale di cinta senese. O l'acqua fredda, non capisco perché nella ciotola, che oggi è sempre la nostra Uppercut Deluxe, ciotola da viaggio, vedete, con manico, vedete le mani del rapace che trattengono delle lame, dei fulmini, e questa è perfetta per sciacquare i rasoi fra un po' vi dirò qual è nella rasatura di oggi 20 di ottobre. Andiamo poi a vedere le highlights e vado a bagnare un po' e vado a montare il nostro Aguas de Gredos e partiamo. E si parte, come dicono nelle format del TG2 Extra, come si chiama? TG2 Dossier. Allora, morto Alex Salmond. Dite, chi era Alex Salmond? E purtroppo quando non ci sono dei morti eccellenti, non cadaveri eccellenti, attenzione, in Italia andiamo a cercare a pescare dentro gli obituary degli altri paesi. Fu un primo ministro scozzese, Alex Salmond, morto purtroppo giovane, 65 anni, 68 anni. E si era battuto moltissimo per l'indipendenza della Scozia, perché ricordate quando nel 2014 fu fatto, se non ricordo male, il referendum, gli scozzesi decisero di rimanere nell'Unione Europea, quindi lui perse il referendum, lasciò poi a John Sturgeon il posto in Scozia, paese che ho visitato un mese fa, molto bella, grandi ancora culture millenarie che nella loro semplicità vivono ancora di sassi, vivono di pecore, vivono di cavalli, vivono di mucche pelose, vivono di whisky spaventosamente buoni. E quindi andiamo avanti. Non ha la sensazione di essere un sapone che monta chiaramente a neve come la panna di quella che metterete oggi sopra la fetta di bunette, tipico dolce piemontese fatto di nocciole, cacao, amaretto di Saronno e tutte queste dolcezze che vantano per ogni fetta 400 calorie, quindi teniamoci, perché è anche vero che adesso con l'inverno si tende a fare meno attività, si tende a essere un pochino più sedentari, quindi andiamo avanti. Io direi che adesso vediamo com'è il rapporto setola in maiale, perché non ve l'ho detto, il nostro Semog 820 con Aguas de Gredos, un semi morbido come il torrone, diciamo. Le nuance sono sempre molto, come si vuol dire, poco invasive, poco poetiche, sono sempre molto, però veraci, come si può dire. L'importante è che questa crema mantenga tutte le parti necessarie in formula per garantire alla vostra rasatura una perfetta riuscita. Quindi andiamo a bagnare il viso. Dopo che il perbarbo Schoolman, in spagnolo pure lui, bene, andiamo ha un comportamento da vegetale, tipici saboni non talloati vegetali. Qualcuno chiedeva lumi su come sono i saponi fatti a base di sego. Bene, diciamo che il suo lavoro lo fa. Non avete un pennello strappino di schiuma, forse dovete montarla, forse io dovrò impegnarmi un po' di più a montarla. Andiamo avanti nel frattempo mentre impieghiamo alcuni minuti, almeno 2 ce ne vanno di orologio, per preparare la rasatura e la deprivazione del viso dal pelame che è stato rasato con rasoi come sempre grotteschi venerdì mattina nella casa piemontese, quindi dove, come ben sapete, ho una piccola dotazione ma la uso di rado perché le ore del mattino le dedico ad ascoltare più che altro, a parte che si può ascoltare la radio facendosi la barba, ascoltando Giuliano Guida Bardi, giornale radio, e Luca Telese. Quindi la radio invece di oggi, che si espande in streaming nel bagno di casa mia, è Cool Zone, una radio di Grottaglie in provincia di Taranto. Chi ha viaggiato un po' sa dove Grottaglie, che è l'ultima stazione della barriera autostradale della 14 Adriatica che va da Bologna a Taranto,
e a Grottaglie finisce l'autostrada. È una buona radio, ne ho ascoltato una parte anche ieri perché l'ho selezionata ieri pomeriggio. In questo momento sta cantando Roberto Davi, America, niente proprio di meno che, ve la lascio sotto, mentre le ambulanze squarciano il silenzio di questa domenica in cui un po' di gente, dopo la reclusione ieri data dalle acque alte, dalle strade impraticabili, oggi si è recata al mare, qualcuno è al mercato, prima Marina di Cecina ha fatto un blitz a vedere com'era la situazione, c'è il sole, la gente sorride, scattano gli aperitivi, scattano gli spritz, scattano le patatine e tutto quello che poi viene accompagnato da l'auto pranzo domenicale, perché il pranzo della domenica è sempre una cosa molto importante ed è per questo che voi dovrete presentarvi a questo pranzo in condizioni ottimali dal punto di vista della vostra immagine. E chi se ne frega, Briatore vende il Twiga, io avrò rispetto in questo. E qua interviene il parere dell'amico Fulvio, che mi ha spiegato che non è vero che vende il Twiga, è una notizia già che si è diffusa martedì, in realtà era già una settimana, mi dice il mio amico molto informato perché frequenta questo mondo. Pare che sia stata un po' una boutade, un po' perché qualcuno sta cercando di azzoppare il governo. Sapete che Flavio Briatore è socio al Twiga con Daniele Santanchè, tuttora in difficoltà con i processi che si stanno tenendo a suo carico per Visibilia e per le sue società, dove sono state rilevate delle irregolarità anche piuttosto gravi, abuso e truffa ai danni dello Stato. Quindi stanno cercando attraverso il povero Briatore di andare ad attaccare quella che a me non è molto simpatica, ma che fa il ministro del turismo in questo sgangherato paese. E andiamo avanti. Avete nella lavagna sicuramente Paolino Iorio, funzionario, dirigente, direttore della Sogei, società che dice chissà che cos'è, la società che si occupa dell'informatica nel governo, quindi fornisce una parte di consulenza consolidata molto importante. L'hanno beccato con 15.000 euro in tasca, esistono ancora le tangenti, fantastico. Tutto questo è meraviglioso, sono passati 40 anni dal 92 e continuiamo, anzi sono passati 42 e continuiamo a intascare soldi per uso personale. Poi per fortuna hanno messo anche di mezzo un uomo di Elon Musk in Italia, di cui non ricordo il nome, andata a indagare, erano amici questi due, questi signori nessuno, che volevano portare grandi investitori americani in Italia per avere cospicue commissioni, provvigioni, questa frase che fa sognare a tutti gli agenti di commercio che lavorano a commissioni. Stop dei test a medicina, finalmente la situazione grave nel punto di vista della reperibilità dei medici ha fatto sì che la facoltà di medicina chiudesse il numero chiuso e non facesse più, diciamo, i concorsi d'ingresso. In ogni caso sono sempre un po' limitati, diciamo, i posti, non è che si possa entrare così in soluzioni illimitate, ma comunque no, eliminati i test erano già un firewall importante per limitare la richiesta enorme di studenti che vogliono studiare la medicina nel nostro paese. Poi abbiamo che è uscita una legge dell'Unione Europea secondo cui esiste il diritto di riparazione degli elettrodomestici. Hanno studiato che il 96% dei nostri elettrodomestici non è riparabile in questo grande mare magnum dei riparatori, che sono migliaia di tecnici, e questo dovrebbe garantire, questa normativa europea, a tutti i riparatori di avere accesso ai pezzi di ricambio degli elettrodomestici. Questo è il punto, perché molti riparatori non ufficiali delle case, no? Non di case ufficiali, ma questi piccoli che vedete nelle strade, ne ho uno qua che mi ha aggiustato un ventilatore un mese fa, e ne vedete di piccoli che vi aggiustano il ferro da stiro, non possono avere accesso ai ricambi, quindi dovete buttare via l'apparecchio. Quindi sarebbe interessante recuperare e non buttare. Hanno fatto un test sulle sollecitazioni di Dyson sugli aspirapolvere, pare che questa legge in Italia non sia applicabile se non per rarissimi elettrodomestici. Quindi altra cosa da capire, Unione Europea invasiva anche nelle nostre case, mentre aspiriamo le briciole o i peli del gatto sul tappeto. Andiamo a vedere che rasoio usiamo oggi. Desiderio di single edge, intendo, una lama sola, vedete di profilo. Questo è il Rasorock Black Oak 2, vedete, un rasoio molto leggero. Purtroppo questi rasoi, se non sono tenuti perfettamente asciutti, accumulano del calcare, delle parti bianche che non li rendono neri e monolitici come dovrebbero. Un po' poi lo tengo nel mio cestino, vedete gli angoli, batte contro altri rasoi, perde un po'. Vedete qua questi punti sono rovinati ed è un peccato, perché questi rasoi dovrebbero essere tenuti sempre in perfetta forma, ma tant'è, noi i rasoi dobbiamo usarli, non sono eterni i rasoi. Ecco, facciamo un test: quanto è eterno un rasoio in Zamac? Beh, dura tanto, e la lama la cambiate, ma il rasoio no. Però fatemi sapere quanto è dovuto buttare via il rasoio perché ritenuti vecchi, dopo quanto avete detto. Io lo butto via perché secondo me ha già fatto fin troppo. Quindi andiamo avanti. Oggi abbiamo chiaramente con questo rasoio delle lame, che sono le
Captain Titanite ovviamente nel loro carrellino, nella loro confezione ultra giapponese, lame chirurgiche, ci spostiamo lato porta verso la destra e a sinistra, ritornando vedete la lama che scorre in maniera regolare, vi la porge tra l'indice, il pollice e l'indice per catturarla e per stivarla con queste 3 postazioni più un puntino, lo vedete, sono 3 più un puntino le sedi, quindi occhio a non sbagliare. A me c'è successo di farlo naturalmente, nella fretta, nell'orgasmo di leggere. E poi abbiamo 202 miliardi, vado avanti, di economia sommersa, di economia nera, più 9,6% quest'anno, quindi continuano a girare un sacco di soldi che sfuggono dal controllo, che sono frutto di evasione, che poi ci fanno pagare delle tasse assurde, quindi occhio alla economia nera, che al momento può sembrare la cosa migliore per chi non ha contratti di lavoro, per chi purtroppo non le fanno altro che contratti in nero, ma questo è una iattura per la salute economica di qualunque paese, perché sfugge al controllo del fisco. Uno dice, beh, meno male, ti è il fisco, e no, non è proprio così, perché poi ve lo prendete nella giacca e quindi poi alla fine vi torna indietro. Bene, il puntino che vi ho fatto vedere, nulla a che vedere, non abbiamo nel Razorok Black Hawk, scusate, di metterla a fuoco, ok, la possibilità di usare quel puntino come riferimento, vedete, è semplicemente piazzato così nel rasoio, spero vediate, spero che la mia, ecco qua, vi lascio in descrizione l'immagine della lama sistemata, il scoprilama che questo viene associato, e poi un manico molto leggero. Ecco, questo rasoio dà la sua la leggerezza, scusate, faccio in maniera un po' contorta, ecco, volevo farvi vedere l'esposizione. Qua non sembra tantissima, ma vi assicuro che questo rasoio, queste lame tagliano come dei rasoi chirurgici. Vediamo se ha tenuto questo vegetale Aguas de Gredos che vi faccio rivedere nel tempo, chiacchierando e impiegando del tempo a parlare d'altro, e andiamo ad attaccare la basetta destra. Sentite il canto della lama? La copertura non è tantissima della crema, spero abbia fatto il suo lavoro, mi pare di sì. Molto bene. Andateci piano perché non è che sia pericoloso, però taglia nelle curve molto bene, curve pericolose come quelle del sorpasso di Mario Monicelli. Andiamo avanti. Hanno acchiappato, a proposito di Castiglioncello, Ville Castelli, Castello Sonnino, Castello del Boccale, un'ereditiera che ha venduto una parte di quote della proprietà del Castello Sonnino. Andate a vedere dove è a Livorno, sulla strada della Calafuria, posto fantastico sul mare. È arrivato 2,7 milioni di euro di tasse. Guardia di Finanza di Livorno, l'hanno presa. Ha detto che era in buona fede. Si aveva pagato le tasse di successione, ma non sapeva di dover pagare le tasse sulla plusvalenza per aver venduto al figlio. Ecco, mi sono fatto 2 red hot, vedete, parlando del Castello del Boccale. Quindi, occhio, piccoli puntini, primo passaggio, io non vado oltre, mi trattengo, perché sennò poi il godimento finisce presto. Andiamo a bagnare, secondo passaggio. La giornata luminosa mi ha portato a modificare un po' l'esposizione della Lumix, che riprende le mie rasature. Spero che sia stata così regolata a norma, perché non capite mai quando io non faccio prove iniziali al mattino, la luce, poi riprovo, vedo e faccio. No, io vado in diretta, perché qua andiamo a riprendere un po' di crema, chiaramente Aguas de Gredos con il nostro pennello. Bisogna andare con la sicurezza di non avere esitazione, perché l'esitazione non va mai bene. Andate in diretta come le mie pillole. Ringrazio chi ha la volontà di sentire il mio minuto, che consentono le storie e i reel di Instagram, dove racconto le 2 o 3 notizie che secondo me è giusto che tutti sappiano, anche se sono miste, e quindi sono pillole registrate in momento istintivo, non le preparo, cioè le preparo, sì, so che cosa devo dire, ma insomma, quindi anche qui bisogna che la rasatura, quello che si dice, sia realizzato, sia pensato, sia espresso al momento, come un buon caffè caldo in un bar. Voi l'espresso lo vorreste preparato 2 ore prima, no, invece no, perché le cose più genuine sono quelle che
vi vengono in mente che dite, a costo di dovervene poi pentire naturalmente, ed essere dileggiati da chi è costretto ad ascoltarlo, da chi decide di ascoltarlo dedicandovi anche solo il tempo di un minuto. Per me è molto importante, vi ringrazio, non è importante che ci faccia del lucro, è perché fa piacere sapere che qualcuno ha ascoltato quello che hai detto. Non saremo predicatori nel deserto, secondo velo di sposa, vedete, molto molto soft, quindi insomma per gli amanti degli schiumoni, per gli amanti delle barbe di Babbo Natale, l'Aguas de Gredos non è propriamente con questo pennello una schiuma con cui potete fare delle esibizioni particolarmente così, coreografiche. Fabio Lanza, questo lavorava in una scuola, se non ricordo male, però era un medico, insomma ha fatto 550 giorni di assenza, poi ha cercato di corrompere gli organi di controllo con delle bottiglie di limoncello, l'hanno arrestato, 550 giorni di assenza, sono quelli che vanno col calendario a giocarsi permessi, quindi questo è veramente un altro pezzo vergognoso della nostra sensibilità, del nostro attaccamento al lavoro, che noi italiani abbiamo particolarmente in uggia. Quindi abbiamo un ladro di gratta e vinci, un certo Di Ronza, già pregiudicato, insomma ha aperto una tabaccheria di 2 cinesi in via Giovanni da Cermenati a Milano alle 4 del mattino, sopra hanno sentito, sono scesi perché era già la 6ª rapina o 5ª. Uno è sceso con un paio di forbici, l'ha aggredito, l'hanno accoltellato con 80 forbiciate, l'hanno fatto fuori, volevano ficcare dentro. I 2 cinesi non sono finiti dentro, leggevo ieri sera prima di andare a dormire, niente galera per i cinesi, quindi occhio a quello che fate. Se volete rubare dei gratta e vinci, non va bene no, però fate attenzione, questi sono incazzati neri, non è che poi occhio perché rischiate la pelle, quindi forse è meglio andare a lavorare che pensare di vincere rubando 50 milioni di euro, tanto non le vincete, li hanno vinti a Riva del Garda 90 milioni, quindi per un po' quelli che sognano il mega premio possono continuare a investire, a buttare via i loro soldi del gioco, ludopatia, bruttissima piaga insieme all'alcol, e vanno molto insieme, fumo, alcol e gioco sono la rovina di questo paese, mentre ci sono in Italia 5,7 milioni di poveri. Bella notizia, complimenti. Contropelo, non dico altro, ragionateci voi, sempre di più sono i poveri che lavorano, questo è il punto, perché il costo della vita non consente alle persone di fare una vita normale nonostante abbiano un lavoro. È stato fatto uno studio strano di Luciano Capone del Foglio, dove pare che sono impoveriti più i cittadini del nord che lavorano, piuttosto che quelli del sud che hanno perso il reddito di cittadinanza. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Contropelo, occhio, lo sento un po' cattivello qua il rasoio Razorov Black Oak 2, andiamo a ripulire, eccolo qua in esercizio, abbiamo ancora un po' di schiuma. Nelle parti dove pensate di insistere di più perché pensate di avere la barba più dura come me, che qui vi fate irrimediabilmente dei piccoli danni, niente di che, ma sento che questa lama giapponese si comporta molto bene e direi che il secondo passaggio sarebbe conclusivo, perché è inutile andare a fare il terzo, noi lo faremo il terzo perché voi sapete benissimo che non può finire qui. Quindi andiamo avanti, abbiamo chiuso questa parte dei lights, spostandosi all'estero avete visto quell'immagine pubblicata domenica di Yahya Sinwar, capo di Hamas, capo politico di Hamas, che seduto su una poltrona in un salotto in una casa bombardata con una keffia irriconoscibile, si volta, vede un drone di questi mosconi che Israele manda nelle case bombardate, nelle zone prese di mira per filmare cosa hanno fatto, che cosa è successo. Lui vede questo drone, prende un bastone e glielo lancia come ultimo gesto prima di morire. Non è finita la guerra a Gaza, assolutamente, già il fratello è pronto a sostituirlo. Questa scena seminerà odio per chi lo vedrà nelle generazioni, giovani ragazzi vedranno questa scena toccante, devo dire, anche se è stato ucciso un assassino, quindi il mondo ha applaudito anche Biden all'eliminazione di Yahya Sinwar, comunque porterà soltanto il trasferimento di odio, quindi attenzione a propagandare questi filmati. Mentre ieri è stata centrata la casa a Cesarea, a casa di Benjamin Netanyahu, che era fuori in quel momento, per fortuna sua, e non l'hanno preso. Pare siano stati
dai razzi arrivati dal Libano. Adesso Netanyahu purtroppo sta cercando, sta pensando, sta studiando la ritorsione. Cosa farà Netanyahu a chi gli ha sparato un drone sulla sua casa? Non oso immaginare, bruttissima la situazione. E abbiamo poi, per sorridere, la battaglia che il primo ministro inglese Starmer, appena eletto un mese e mezzo fa, a Downing Street contro gli obesi. Allora, come in Brasile quel candidato sindaco regalava l'Ozempic per curare il diabete, anche usato come pillola dimagrante, anche Starmer con sta pillola sta cercando di far tornare al lavoro i ciccioni inglesi. British ciccio, non lavora più nessuno, anche lì mangiano e bevono perché passano il tempo a consolarsi con quello. Fuori, tutti a lavorare, anche Amazon, tra parentesi, ha stigmatizzato quelli che vogliono lavorare da casa, tutti al lavoro in presenza. Il lavoro da casa è stata una follia che ha fatto perdere produttività a un sacco di compagnie del mondo. Quindi occhio ciccioni in Inghilterra, dovete dimagrire e essere produttivi, dovete mantenere le casse della regina, dovete mantenere come sudditi anche una parte del vostro, diciamo, del vostro income va a finire nelle casse di ricavo di tutto il carrozzone della corona inglese, mentre Boeing dice, ma Boeing chissà, mamma mia, chi non la ricorda, i jumbo jet della Boeing, sta cercando 35 miliardi di dollari per salvarsi dal fallimento. Avete sentito bene? Allora io andrei a fare il terzo passaggio. Qua abbiamo ancora una piccola cosa, che sono gli occhiali di Giorgetti. È stata votata, non ancora definitiva, la manovra di bilancio l'altro giorno, la Meloni molto orgogliosa di come ha lavorato i loro ministri, Giorgetti che cade sempre in piedi, come ha detto ieri bene Luca Scanzi, ha beccato un 5,5 nelle pagelle d'accordi e disaccordi, perché tutto sommato ha cambiato un sacco di governi, stato visto con Draghi, stato visto con Renzi, stato visto con Conte, stato visto con tutti, insomma il ministro che non crolla mai, quindi si è beccato quasi una sufficienza, ma le tasse ci faranno un culo così, quindi preparatevi a quello che sarà. Mentre piccole chicche abbiamo la bella notizia che il nostro grande atleta Yannick Sinner ha vinto i 6,5 milioni del torneo a Riyadh in Arabia Saudita, ed è quindi ulteriormente riempito il palmarès e il conto in banca di un mare di soldi. Bravo Yannick! Mentre noi ci mangiamo limone, ecco, no, noi stiamo qua come a Napoli. Interessante l'articolo che vi leggerò più tardi nel paginone centrale del Foglio, ma non voglio divagare. Riprendo e cerco di trovare ancora l'onore di dare a questo pennello la possibilità di pescare ancora l'ultima l'ultima quantità di crema per eseguire il terzo passaggio detto l'obliquo, che è sempre importante per definire la bellezza della rasatura domenicale. Andiamo col viso bagnato nuovamente per dare un po' di acqua, vedete che è proprio il minimo indispensabile. Qua quello che conta è la scorrevolezza, come nei mano libera. E quindi l'ultima, l'elastico Albania, ecco la parte forse più importante della lavagna di oggi è proprio questo tira e molla. Sono rientrati i 14 migranti che dovevano essere rinchiusi nelle patrie galere del governo costruite in Albania, nei due centri. Sono rientrati perché pare che la magistratura non abbia ritenuto il Bangladesh e l'Egitto, che erano le nazionalità di partenza di questi 14 profughi ripescati in mare dell'ONG, quindi hanno detto no, non possono stare lì, indietro, tutti al CARA di Bari. Quindi quelle camere di sicurezza sono rimaste deserte. Guardate se volete l'ultima puntata in streaming di Diego Bianchi, Propaganda Live di venerdì, l'altro ieri, dove il suo Propaganda Albania ha fatto reportage col suo amico abruzzese proprio in queste zone arcaiche dell'Albania, fa vedere alcune immagini del territorio, sono da vedere, c'è da vedere anche lo stile, come sapete, con cui Diego Bianchi produce i suoi video, è molto interessante e fa capire. Adesso c'è anche oltretutto un ricorso alla Corte dei Conti da parte di Conti di Elly Schlein, eccolo qua, perché ritengono che gli 800 milioni che sono stati investiti, presi dal PNRR, questo non lo so, verificate, per costruire i centri di accoglienza, di raccolta dei profughi in Albania, non è detto che siano proprio state delle uscite così corrette. Elly sta dando di matto, ha abbracciato e baciato Maurizio Landini e ci va un bel fegato. Qua sta leggendo, cercando di capire nelle pieghe della legge di bilancio se rimane ancora qualcosa per la sanità, perché altro che 1,5 miliardi, sono rimasti soltanto 800 milioni che non riescono neanche a coprire il minimo sindacale
per azzerare, o scusate, per accorciare le famose liste d'attesa, che l'unico problema che pare essere della sanità sono le liste d'attesa. In realtà ci sono dei problemi enormi in tutta la struttura ospedaliera e sanitaria italiana, ma il problema sempre le liste d'attesa. Anche il buon Calenda è sempre lì che bersa, che bisogna aspettare 6 mesi per una mammografia. Ragazzi, ci sono cose molto più importanti, quindi cerchiamo di essere seri e possiamo a questo punto passare al nostro terzo passaggio. Eccoci, obliquo. Vi lascio un po' di silenzio mentre eseguo questo terzo passaggio. Molto bello questo rasoio dagli angoli molto vivi, spigoli molto vivi, che vi permette di andare a fare, forse così riuscite a vederlo bene questo angolo qui, i bordi qua, le bordure. Quanti di voi hanno quell'aggeggio con quel filo che gira velocissimo per le bordure delle siepi? Quanti di voi hanno dei giardini in casa? Io non ho neanche un centimetro di giardino. Facciamo un sondaggio, rispondetemi. Quanti di voi vivono malvolentieri in casa senza giardino e quanti di voi sono convinti che il giardino sia una gran rottura di coglioni per doverlo curare? Io tengo molto a queste vostre informazioni personali, che chiaramente siete liberi di darmi. Bene, io direi che non ho una mano virtuale per farvi sentire il risultato di questa bella rasatura. Andiamo a sciacquare subito. Razorok Black Oak, ottima performance come sempre. Domenica, che barba! Eccomi, asciugamano color tortora, ancora una tamponatura, dicesi punzonatura. Ricordate il mega direttore, il Cobram, che chiedeva cos'era la punzonatura a Fantozzi, grande appassionato di ciclismo. Bene, il viso io ve lo faccio vedere, vi faccio una piccola panoramica, sperando che riusciate col fuoco a vedere il risultato. Non sto esibendomi per come ho fatto la rasatura, voi sapete che non sono capace a radermi, questo è noto. Allora, però sono molto soddisfatto, ecco, soprattutto di essere stato qui con voi. Andiamo a chiappare il foglio, mettiamo gli occhiali di San Giuliano, che sono molto diversi da quelli di Giorgetti, quindi insomma, Jeremy ancora un po' nelle curve per dei messaggi che sono spariti, che sono stati girati a qualcuno, tra lui e la signorina Boccia. Il foglio nel pezzo di Claudio Cerasa, il fascione, al direttore, tutti, come dice Saverio Raimondo nel foglio 2 per, se voi ascoltate su Spreaker il podcast tutti i giorni dal lunedì al venerdì, avete una piccola rassegna stampa di 8 minuti fatta da Saverio Raimondo su quello che scrive il foglio in quel giorno. Andate a cercare il foglio 2 per o 2x e ascoltatela con fiducia. Quando il fascione è in mano al direttore non è sempre scontato. Si parla del guaio di un paese che chiude gli occhi di fronte alle esondazioni dei magistrati. Allora, intanto Salvini, ve lo dico dopo. Allora, qua stiamo parlando di un altro caso, non quello di Salvini, del processo di Open Arms, sapete che si è aperto a Palermo l'altro ieri, si sono attovagliati tutti i leghisti, Valditara, Calderoli il giorno prima a mangiare alle terrazze di Mondello la parmigiana di melanzane e le crudité in attesa del giorno dopo del processo, di cui ci parlerà Calmero Caluso in questo articolo che vi leggo brevemente. Poi invece Cerasa ci dice: non stiamo parlando del processo Salvini a proposito di magistrati, stiamo parlando di un altro caso più fresco, che è quello affiorato ieri era sabato, cioè venerdì, perché poi c'è il giornale di sabato, dove i giudici della sezione immigrazione di Roma, chiaramente del Tribunale della Capitale, hanno deciso di non convalidare il trattenimento di 12 richiedenti asilo provenienti da Egitto e Bangladesh. Ecco l'elastico, vado, poi li riporto, poi li rimando. APS, sta partendo un'altra nave per l'Albania nel frattempo, guarda, ormai è stato aperto il traffico marittimo e i giudici hanno scelto di non convalidare il trattenimento, si legge nel comunicato. La questione riguarda il caso dell'Albania, naturalmente, nei cui centri creati dall'Italia possono essere condotti solo migranti salvati in acque internazionali e solo ed esclusivamente
maschi adulti non vulnerabili provenienti da paesi inseriti nella lista dei cosiddetti paesi sicuri. Questo è l'oggetto del contendere. La domanda è: ma chi decide quali sono i paesi sicuri? Dove possono essere rimandati i migranti che arrivano in Italia senza averne il diritto? Bene, Giuliano Ferrara, storico direttore del Foglio, perché sapete che Cerasa lo dirige ma Ferrara continua a esistere, come padre fondatore di questo meraviglioso quotidiano, e si dice: Sinwar non è morto per caso. Questo qua si diceva che l'avessero ammazzato una pattuglia di soldati che era lì per caso durante un rastrellamento. Hanno visto uno signore, gli hanno sparato e dice: mamma che culo, lo cerchiamo da un anno, perché era l'architetto del 7 ottobre Sinwar, e gli hanno sparato per caso, l'hanno ucciso. Non è vero niente, questa è una forma di ricostruzione di comodo. Anche il video pubblicato di Sinwar che lancia il bastone al drone. Ma Ferrara dice: si era capito male, credevamo che i militari dell'IDF, che è l'Israel Defense Force, che è l'esercito di Israele, giovani israeliani che combattono e muoiono da oltre un anno per eliminare gli autori del pogrom del 7 ottobre e difendere il loro paese e il loro diritto di vivere in pace, avessero ucciso un gruppo di terroristi, e tra questi Sinwar, nel corso di un'operazione di pattugliamento. Questo non è vero. Non approfondisco, andate a leggere il pezzo, la guerra finisce quando è vinta, quindi non è per niente vero. Sì, potrebbe essere, come ha detto Netanyahu, l'inizio della fine della guerra, ma così non mi sembra. Secondo me, finito Rafah, finita Gaza, cominciano con l'Iran questi qua adesso, che è molto probabile. Abbiamo un rinvio da evitare, salto, poi arrivo anche a Salvini. Lorenzo Binismaghi, economista che spesso scrive sul Foglio, dice che non è intelligente posticipare il divieto di vendita delle auto a motore termico, perché questo ha svantaggi per l'Europa. Il motivo principale, questo si vorrebbe rinviarlo a dopo il 2035, attualmente la data stabilita, perché il motivo principale è che il costo di aggiustamento che le aziende europee dovranno sopportare nei prossimi 9 anni è troppo elevato. Lo riprende questo pezzo qua, paradosso, Return Hub, tutti gli svantaggi di un rinvio dell'elettrico. Rapidamente a pagina 4 lo riprende qua, è sempre Binismaghi. Non si considera tuttavia la possibilità che il rinvio della scadenza comporti anche degli svantaggi che possono essere più elevati dei benefici. L'esperienza delle aziende leader come Tesla, che non hanno mai prodotto auto termiche, suggerisce che produrre in parallelo auto con due tecnologie diverse è molto più costoso. Il problema dell'ammortamento dei vecchi impianti non si risolve necessariamente allungando artificialmente i tempi del loro sfruttamento. Quindi andate a leggere, se vi piace, ancora aperta l'edicola, se siete in una grande città raggiungete una stazione, un giornalaio sopravvissuto rivivendo una copia del Foglio. Interessante e non meno preoccupante questi scanner pericolosi, no? Voi non sapete, lo sapete benissimo, che già la Huawei aveva fornito delle telecamere al governo a Piazza Colonna, dove c'è Palazzo Chigi, fisicamente il Palazzo del Governo, e in tantissime aree intorno alla pubblica amministrazione e dentro gli uffici dei palazzi dell'amministrazione pubblica del governo dello Stato. Huawei ha installato sue telecamere, con il rischio che queste telecamere passassero anche dei dati direttamente in Cina, cosa quasi certa. Adesso nei porti italiani il colosso cinese degli scanner, che si chiama Nuktek, in parte di proprietà del governo di Pechino, andiamo bene, qualche settimana fa ha vinto 2 bandi di gara dell'agenzia delle dogane italiane per l'installazione di 6 scanner mobili per altrettanti porti italiani e 4 scanner a retrodiffusione di raggi X per gli uffici dell'agenzia. Già questa gente qui nel 2020 è stata segata e bloccata da Washington, che l'ha inserita nella lista nera delle aziende cinesi che non possono, vedete il dito, operare in America. 3 anni fa la Lituania è stato il primo paese europeo a bloccare le forniture di Nuktek, perché l'azienda sarebbe stata in grado di raccogliere dati che in teoria potrebbe essere obbligata a mettere a disposizione dell'intelligence. L'attenzione cinese ai porti, attenzione, questo è il pezzo della Giulia Pompili, e soprattutto quelli italiani, è nota da tempo. Il 18 giugno sono stati sequestrati al porto di Gioia Tauro 2 droni Wing Long 2 nascosti in un cargo cinese e destinati al generale libico Haftar. Non so se mi spiego di cosa gira in questi container che poi si trovano a Gioia Tauro, in Calabria. Attraverso il Golden Power, cioè la chance che ha il governo della sua azione per decidere o meno determinate cose, il governo italiano ha bloccato diverse acquisizioni in Italia da parte della Cina e ai tempi del governo Draghi ha usato i poteri speciali pure per fermare l'uso di componenti della cinese Huawei, come vi ho detto, nella rete strategica del 5G italiana. Quindi occhio, tenete le orecchie aperte.
Abbiamo Salvatore Merlo, Conte lo spietato, qua ha colpito Grillo nei sentimenti, il denaro e ha distrutto Renzi, altro che Giuseppe, è un peppone, quindi Giuseppe Conte è cattivissimo, sta tagliando i 300.000 euro di contratto di consulenza, Grillo aveva come Movimento 5 Stelle, lo sta mettendo da parte, adesso Grillo piange miseria e cerca un lavoro, ci dice Salvatore Merlo, e che nessuno gli dà, perché non trova nessuno che lo assolda. E Renzi che si dice, boh, ne vogliamo parlare di Renzi, lo spavaldo, l'uomo che se ne stava con le mani in tasca mentre annunciava l'abolizione del Senato, quello che definiva Conte bugiardo, codardo e squallido. Anche lui non l'avesse mai detto, lo spietato gli ha fatto giocare una partita di pallone con Nella, anzi Ellie, insomma Schlein, quest'estate, e poi zac, nessuna alleanza con Renzi, niente campo largo. Conte roseo come un bambino al plasmon, lo vedete, non anche nell'aspetto, bello liscio, ben grasato anche Giuseppe Conte, avete notato, la barba ben fatta devo dire, inappuntabile come un manichino della Rinascente, cerimonioso come un maestro di ballo, sì va bene, ma con un animo da serial killer. A Grillo ha tolto i 300.000 euro l'anno di consulenza, in pratica l'ha colpito nei sentimenti, che sono le palanche, Belin. E a Renzi Conte, lo spietato, ha tolto il simbolo, la bandiera, e ci spingiamo a dire che gli ha scippato pure la dignità politica. Qua non andiamo per il sottile oggi, tant'è che Grillo sogna la TV, questa è la conseguenza di cui ci parla il bravo Simone Canettieri, quindi questi sono i guai del giovane Grillo. E Andrea Orlando, che sta giocandosi, la prossima settimana si vota per la regione Liguria e sfiderà l'uscente Marco Bucci, lo fa cercare Grillo, Orlando, candidato del PD, ecco vi ricordo, affinché dica una mezza parola per lui, ma per il momento nisba. A Beppe Grillo delle elezioni regionali Liguria, la sua Liguria, non interessa un figo secco, è concentrato più che altro, questo sì, su una complicata battaglia di sopravvivenza politica, economica e anche artistica. I suoi spettacoli da tempo non riempiono più nemmeno i teatri di provincia. Bene, andiamo al dunque, la parte che si collega al fascione, appunto la pupiata di Salvini. Eccolo qua, questa uscita grottesca che si è fatta sui magistrati che decidono, no? E vogliono colpire lui che si è immolato per lo Stato per limitare gli arrivi dei migranti, per chiudere i porti, attaccato alla magistratura, e pare che però Salvini sogni la condanna. Ma come la condanna? Uno vuole essere condannato a 7 anni? E sì, ci racconta Carmelo Caruso, va verso il congresso da wanted, lui vuole essere un ricercato, quindi essere una vittima, e l'unico imputato che desidera la galera è il cesso alla turca. Non fatevi prendere in giro, Salvini teme l'assoluzione più della condanna, la libertà da leader decaduto più della cella fredda e fetente. Cerca 6 anni di carcere, a Palermo, a Piazza Politeama, la città delle stragi, la città che ha ignobilmente ridotto in un bivaccone, in un manipolo di trolley e magliette da carnevale orribili. Vale in 16ª riprendere Carmelo Caruso, perché in 16ª, che è questa, un partito di governo, commenta il nostro giornalista, non lascia dire a Salvini a Palermo, città santa di pianto, che i giudici che non convalidano un'ordinanza di trattenimento degli immigrati in Albania è meglio che si candidino alle elezioni. Questo ha detto Salvini. Se non volete candidatevi voi, decidete voi le regole. Non ho paura dei giudici di sinistra che vogliono smontare le leggi dello Stato, ha aggiunto il ministro dei trasporti. Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, noto leghista della prima ora o della seconda ora, quasi se ne vergogna, dice al Foglio: io non attaccherò mai un PM. A Piazza Politeama la Lega organizza una manifestazione fanfaronata, in Sicilia si dice una pupiata, con Salvini capopupo, distaccato in aula bunker insieme a Giulia Bongiorno l'avvocata, che alla Vittorio Gassman teatrale urla Carlitos sapeva Carlitos, e la nave bighellonava. Per Salvini Palermo è solo il suo processo ed è contento di tornarci il 20 dicembre per la sentenza di primo grado. Desidera, astensione, 6 anni di galera, una condanna, la dose booster in vista del congresso nazionale che vuole convocare a febbraio, candidato unico con il camicione a righe, e sedota dall'idea di essere wanted, come dice Aldo Patriciello, europarlamentare della Lega.
Altro che il generale Vannacci, in politica il vittimismo fa salire i sondaggi. Occhio a queste analisi molto puntuali, molto precise che il Foglio fa. Andiamo correndo perché qua stiamo sottraendo molte risorse. Vediamo se abbiamo a pagina 2 di risparmio Camillo Langone, di risparmio il Concistoro, ma la macchina no, i giovani che comprano auto sono sempre meno, ma non è colpa della generazione Z se il mercato è in crisi. Questa è un'indagine, manco a dirlo, come ha detto un operaio, di Stefano Cingolani, cronista economico industriale del Foglio. Stellantis in un arcipelago, dunque i due gruppi europei sono i più colpiti. Qua si parla della crisi di Volkswagen troppo legata alla Cina e di Stellantis con 14 marchi spesso in competizione fra loro. L'incertezza mondiale, le guerre, l'instabilità permanente hanno reso prudente anche chi ha un buon gruzzolo su cui vegliare. Tutto ciò ha raffreddato la domanda proprio nel momento in cui maturava la più grande trasformazione strutturale in oltre un secolo. Queste sono parole dell'agenda Draghi. In Italia tra il 2012 e il 2022 le auto intestate agli under 25 sono scese del 33% in controtendenza rispetto alla crescita del parco auto circolante. L'aumento della popolazione nei paesi in via di sviluppo da un lato, l'invecchiamento in quello occidentale dall'altro invitano a puntare sul trasporto collettivo per i mezzi pubblici. La generazione Z non vuole le automobili. Poi avete figli in età di 20 anni, 21 anni, io sì, la macchina che avevo acquistato per Tiberio l'ho rivenduta perché non lo usava e non mi è sembrato così amareggiato per essere stato privato del mezzo a quattro ruote. Nel Regno Unito la percentuale di adolescenti in grado di guidare si è quasi dimezzata, passando dal 14 al 21, dal 41 scusate, al 21%. Negli ultimi 20 anni, tra il 2012 e il 2022, è stato un crollo del 33%, questo l'abbiamo detto. Una settimana fa, venerdì, andiamo a finire l'articolo, 11 ottobre, a Montecitorio, deputati e senatori italiani si sono improvvisati ingegneri meccanici piloti. L'unico ad avere una qualche esperienza nel mondo dell'auto è Carlo Calenda. Si dice che fra 30 anni non avremo più auto di proprietà, i nostri nipoti forse nemmeno prenderanno la patente. Allora, visto che Calenda è stato insignito della medaglietta di unico esperto di automobile di mercato, il che è vero, andiamo a vedere Calenda che, guarda caso, è d'accordo con Elly Schlein in questo caso, lo vedete qui, non so se sono prove di avvicinamento. Calenda, vedete, bene Schlein su Stellantis, Landini la butta in caciara, come dice lui. E spiega perché Carlo Calenda. Erano tanti anni che i sindacati dell'auto non sfilavano insieme, credo nel 1994, questo ve lo dico io. A Carlo Calenda va riconosciuto almeno il merito di aver insistito talmente tanto sul tema da convincere il resto delle opposizioni a elaborare un piano industriale condiviso, a tal punto che ieri, cioè 3 giorni fa, il leader di Azione era nella stessa piazza, era il 18, il giorno della grande manifestazione delle 8 ore di sciopero, con Elly Schlein e Giuseppe Conte, ma anche con il segretario della CGIL Maurizio Landini, con cui ha battagliato per mesi. Si dice che la richiesta di tutte le opposizioni sarà quella non solo di ascoltare Gianni Elkann in Parlamento, ma anche di chiedere a Giorgia Meloni di essere considerati coinvolti. Io a inizio anno le avevo riconosciuto, dice Calenda, di essersi resa conto del problema, aveva parlato della necessità di conservare l'interesse nazionale, ma da allora non ha fatto nulla. Ecco che è arrivata la stilettata. Ma torniamo a Landini e lui dice: non condivido niente del fare sindacalismo di Landini, la genericità delle cose che dice è l'essenza del populismo sindacale. Quindi è un parolaio. Prima di tornare indietro, mentre sono qui vi do un PD spendaccione, non solo sanità, Schlein prepara una contromanovra senza coperture, ma non ve lo leggo perché ha già fatto anche nel passato, nel 22, tra aumenti delle pensioni, contrasto alla riduzione del superbonus, più fondi per caro energie, taglio del cuneo fiscale, proponeva Elly Schlein, il PD, una manovra che avrebbe prodotto un deficit dell'8% invece che del 4,5%. Occhio ad affidare alla sinistra ai soloni economici, anche se hanno qualcuno bravo nel PD che si occupa di economia, perché sarebbe stato un disastro. Nel 2023 stesso copione, il PD avrebbe voluto 22 miliardi aggiuntivi da finanziare, non si sa come. Una cosa è sicura, Schlein vorrà battere sul tema della sanità. Anche l'anno scorso aveva lanciato una proposta di nuovo per raggiungere l'obiettivo nominalistico del 7% del PIL speso per il servizio sanitario nazionale. Peccato che nel provvedimento presentato dal PD per raggiungere l'obiettivo mancassero totalmente le coperture finanziarie. Questo è un pezzo di Gianluca De Rosa. Quindi occhio a queste proposte che vengono sparate per i media
per Twitter, per Instagram e per le agenzie. Ormai non esistono più i giornali, sono solo più le agenzie online. Quindi andiamo a scartabellare ancora il segnalibro, Gogna Rossa ve lo risparmio, abbiamo Oppenheimer, abbiamo la TV si è mangiata i comici, Andrea Minus. Questo però non mi voglio dilungare, quanto è difficile far ridere al tempo dei secondi contati sui social. Avete un minuto? No, dovete fare in un minuto, cosa potete dire? Dov'è la professionalità? La satira è scomparsa, il politicamente corretto non c'entra, ci dice il bravo Minus. Conosciamo tutti, spiego brevemente, qualcuno che ogni tanto ci gira un video su WhatsApp o Instagram caldeggiando le prodezze comiche dello youtuber, influencer o tiktoker di turno e ti dice guardalo, guardalo, ti fa ammazzare dalle risate. E a volte sì, per carità, fa anche ridere, altre per niente, siamo un po' in difficoltà, dobbiamo dire sì sì, simpatico. Quindi non esiste più una vera comicità, è la TV che è cambiata, la TV si è mangiata i comici e i comici non servono più come prima. Tale quale Show, per esempio, si è mangiato le imitazioni, tanti imitatori dilettanti, nessun talent. Guzzanti era per esempio impareggiabile nella imitazione di personaggi televisivi come Funari o Gabriele Laporte, forse non c'entra solo la bravura titanica di Guzzanti, qua sta parlando di Corrado naturalmente, fotografato in questa memorabile immagine, come lo vedete. Forse non c'entra Guzzanti, ma il fatto è che il vero Mario Giordano, per esempio, che sfascia una zucca di Halloween con una mazza da baseball, sembra già l'imitazione, la parodia, la caricatura di tutti i Mario Giordani possibile. Severi Raimondo dice ha perso centralità in assoluto il comico, in un'epoca di mitomania di massa tutti si prendono molto sul serio. E questo è molto grave. E anche secondo Giovanni Benincasa, principe degli autori televisivi, creatore di Una pezza di Lundini, non so se l'avete visto, è un programma di una raffinatezza comica esemplare. Oggi dice è complicato mandare in TV i comici puri, prima di tutto perché siamo abituati a vedere troppa roba sul telefono, l'offerta supera la domanda, è come al ristorante, ti riempi di antipasti, poi quando arriva il primo non te lo godi più. Benincasa però, proprio con la sua pezza, ha tirato fuori dal cilindro uno degli ultimi programmi comici che ci ha fatto ridere, la risata classica della TV lineare, ridestando tutto un surrealismo imprevedibile che non si vedeva da un po'. La pezza nasceva durante il lockdown, era un esperimento, una sorpresa. Ormai Lundini l'hanno sgamato, hanno capito tutti quanto è bravo a recitare e infatti si è spostato a teatro. Molto interessante. Andiamo a concludere questa rasatura in cronaca. Come sempre ringrazio per la vostra pazienza se ne avete avuto ad arrivare fin qui. Fulvio so che mi ha detto sono l'unico che ti guarda fino in fondo, spero di no, ma Fulvio lo fa e quindi va un ringraziamento speciale. Però è questo l'articolo di cui non voglio privarvi: Napoli e dintorni, Tamurriata Nera, storia di una canzone e dei figli della guerra. Doppio paginone, questo è James Senese, che vi siete sempre chieste, grande sassofonista, tenore di Pino Daniele. Perché era così nero? Perché era figlio di soldati americani. Quando arrivarono a Napoli nel 1944 gli americani, con dei soldati di colore, chiaramente impalmarono, diciamo, adolescenti divenute precocemente donne molto coraggiose e venivano ingravidate, facevano dei figli mulatti, ecco. Quindi James Senese fa parte di questa generazione. E dice Francesco Palmieri, che scrive questo pregevole pezzo, l'ironia in quella seconda metà del 1944, quando a Napoli cominciarono a registrarsi le nascite di bambini neri, frutto della presenza dei soldati di colore americani. Furono rapporti occasionali, mercenari, ma anche fidanzamenti intrisi di illusorie aspettative. Senza Tamurriata Nera, 80 anni compiuti nel 24, è una canzone, adesso vi dico chi l'aveva scritta, 80 anni non dimostrati, la memoria di quei figli della guerra si sarebbe disseccata lungo flebili rivoli familiari. Gli autori di Tamurriata sono due nomi celebri, Edoardo Nicolardi, che scrisse le parole, e Mario, che era lo pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta. Eppure il musicista James Senese, che abbiamo visto in foto, ha sempre accusato quel testo di razzismo. Figlio della guerra, memoria dell'ardua infanzia da nero napoletano, Senese negli anni 60 e 70 fu tra i frequentatori dei night per americani vicino al porto, incubatore di rivoluzioni artistiche di cui sarebbe sbocciato anche Pino Daniele. 4 anni prima era uscito il terzo album di Pino Daniele, giudicato pure tra i più belli, Nero a metà, chi non se lo ricorda. Quando piove l'acqua se ne va, tanto l'aria sa da gagnà, speriamo, l'aria è gagnata oggi.
E speriamo che risucceda. Nero metà non era solamente il titolo, ma uno slogan, una visione della vita. Lo dedicò a un musicista morto giovanissimo pochi mesi prima e che a dispetto del tempo è ancora ricordato. A Piscinola, che è il suo quartiere. Nel 67 poi Muselle Senese, l'Indiano e il Nero fondarono il gruppo musicale The Showman. Questo è un po' di storia. Tamurietta Nera è stata interpretata da dozzine di artisti che l'hanno riarrangiata, elaborata e rimaneggiata. Quindi la ripresa, Roberto Murolo, Angela Luce, Massimo Ranieri, Renato Carosone, Gabriella Ferri. Fu eseguita addirittura nel film là delle biciclette da un gruppo di posteggiatori e addirittura uno Sting che in un concerto di fine anni 80 a Nuova York ne accennò il fraseggio arabeggiante. Questa è storia patria. E per concludere, Patrizio Trampetti, per chi abita in provincia di Livorno come me, fosse interessato, era già componente della nuova compagnia di canto popolare che l'aveva portata nel 1984 a nuova vita, e la eseguirà il 28 novembre, cioè fra un mese e qualcosina, assieme ad Alfio Antico a Rosignano Marittimo, per l'appunto a 10 km da qui, vicino a Livorno, dove è in programma un evento per festeggiare gli 80 anni di Tamuriata e i 50 anni della versione di Roberto De Simone, di cui non vi leggerò. Ho praticamente concluso, vado a vedere l'ultimo segnalino, cosa mi ha isolato da non farvi perdere. Era Carlo Calenda, ve l'ho già letto, e quindi possiamo tranquillamente andare in after. Allora, possiamo scegliere qualcosa che non usavo da tempo. Prima però vi faccio vedere una cosa, è un po' che dall'armadietto segreto non esce nulla, ho trovato questo prodotto arabescato, si chiama, scusate, Dirham Oud. Sapete, il dirham è la moneta utilizzata a Dubai, negli Emirati, vedete? Ad Abu Dhabi, questo è un dirham, una moneta, io non so se ve l'ho già fatto vedere, ma sono rimasto abbastanza impressionato. Queste sono le arabescature, se volete dei profumi dolciastri, chiedete a me e posso farvene bere quantomeno un assaggio. Chiaramente andiamo invece a prendere qualcosa di più secco, di più italiano, più maschio, da ricevitoria del Totip, da ricevitoria del Totocalcio, l'acqua belva made in America, 100 anni, e un blu come le onde del mare. Andiamo a chiudere la rasatura in questa meravigliosa giornata di sole, andiamo a schiaffeggiare, metà mi è finita per terra, non importa, metà rimane sulla mano, come dice Riccardo, che non ama gli splash. Ma io dico, Riccardo, tu non esitare, svuota i flaconi, torniamo ad essere non più così parchi, avere sempre le chiappe strette per risparmiare. Nella rasatura non c'è da risparmiare, perché la rasatura è economica, è bella, è soddisfacente, è sempre fresca e vi proietta sicuramente in un mondo che rischiamo di dimenticare. Quindi avanti tutta con Domenica che Barba. Ciao, alla prossima!